lingua pulita, occhio vivace, polso regolare. Mi concordo di essere il giorno dell'estremo addio. È un saluto col cuore che a nome della compagnia Teatro Veneto Città di Este voglio fare all'amico e maestro filodrammatico Antonio Borile, Tony per tutti, che ci ha lasciati qualche giorno fa. E ci troviamo nel luogo dove io, che ora indegnamente sono il direttore artistico della compagnia, per la prima volta ho incrociato Tony Borile. Perché qui nel 1974, nel luglio del 74, la compagnia festeggiava 60 anni d'attività e qui davanti a Villa Dolfin Boldù, che allora era una scuola, oggi è la biblioteca civica, una rassegna di spettacoli estivi apriva un ciclo che poi fino ai giorni nostri dura come contenitore di spettacoli, di incontri, di musica, rivelandosi un posto straordinario. Tony faceva un ruolo nello spettacolo Signor Tita Paron di Gino Rocca, in un ruolo molto defilato da caratterista, come erano i ruoli che lui preferiva, fino a poi a diventare il protagonista Tita nell'edizione che abbiamo fatto insieme nel 2010. E poi il secondo a 15 anni, appena inaugurato il Teatro dei Filodrammatici, cui Tony aveva collaborato materialmente in maniera direi decisiva con Pino Zamana, che da geometra aveva condotto i lavori. Tony invece da pittore decoratore aveva seguito una parte dell'allestimento. Pino faceva la protagonista e non sapeva che il suo destino qualche mese dopo l'avrebbe proprio portato via a noi. Tony ha ereditato subito i ruoli in palcoscenico di Pino Zamana. Quando se ne andò dovette sostituire in Don Checo una figura straordinaria come quella di Canetta e fu naturale il passaggio a lui del ruolo. Quindi nel giro di poche settimane fu la trasformazione di un attore che si era sempre occupato di parti marginali in un ruolo già da protagonista e superò la prova in una maniera direi proverbiale fino ai nostri giorni. Buondì Canetta, che tu bisogno di qualcosa? No. Butto un gotto di vino? Non bevo più vino. Ah, ecco. Stamattina. I tempi bui di paralisi sociale che nostro malgrado stiamo tutti vivendo, per contrasto permettono di evidenziare valori normalmente velati nella quotidiana routine e stimare quindi dell'uomo la sua grandezza ultraterrena più che la sua efficienza produttiva. È infatti il momento di riconoscere il merito di tanti che, svolgendo responsabilmente la loro professione, sacrificano la vita per gli altri e riportare anche alla memoria personaggi immortali, rappresentativi esempi del tempo presente e testimonianza ai posteri di un'esperienza esaltante. Tony Borile è appunto uno di questi, una figura esemplare per evidenziare come la cultura può colmare di senso un'esistenza altrimenti incolore. La sua naturale propensione per la recita l'ha reso inconsapevole interprete della migliore tradizione veneta. La sua straordinaria umanità, espressa in una confortante ironia, l'ha elevato al ruolo di maestro. L'eleganza della sua figura, strettamente connessa alla semplicità della sua presenza, lo ha reso familiare a quanti l'hanno conosciuto da vicino, ma anche a chi l'ha visto recitare, e senza dubbio anche in futuro tutti coloro che ne avranno l'opportunità, rivedendo le sue opere, ritroveranno un amico. Tutte le commedie che sono state fatte nella filodrammatica da 52 anni a questa parte, ci siamo sia lui che io. In scena era un divertimento stare in scena con lui, anche perché se c'era qualche screzio, qualche piccola dimenticanza, sapevamo coprire e andare avanti.
Purtroppo siamo arrivati a questo punto. Nana è qua, e a Carlotta? La mia esperienza con Tony è lontana negli anni, però è vivissima nella mia mente, e ricordo insomma che appena entrato in compagnia l'ho conosciuto e subito insomma c'era un feeling, come si dice, ed era stato bellissimo, perché insomma io che non conoscevo, si può dire, niente di teatro, ho trovato subito con lui il modo di apprendere, di riuscire a capire quanto di bello il teatro dà e come ti fa crescere soprattutto. Poi negli anni, è chiaro, noi avevamo i nostri maestri, i nostri grandissimi maestri, che ci hanno aiutato a crescere con compagnia, e Tony successivamente a loro insomma è stato quello che poi ci ha insegnato di più, ed è stato bellissimo su tutto quello che abbiamo fatto assieme. Cosa dire? I ricordi sono tanti, però fra i tanti mi piace pensare a quando siamo stati premiati lì a Trieste al concorso Ave Minchi, e con Tony e la nostra grande anche Antonietta siamo andati a ritirare il premio. Mi ricordo che Tony era orgoglioso di dire abbiamo portato il Teatro Veneto a vincere addirittura fuori regione, ed era orgoglioso anche di questo, insomma. Un grandissimo uomo, oltre che grandissimo attore, che sicuramente nel tempo lascerà qualcosa di importante per tutti noi. Che bisognerà inventarsi qualche benemerenza, e sarà anche tante mammine che non conosco neanche una. Tony Borile ha rappresentato una diretta continuità con la grande tradizione del Teatro Veneto di cui si occupa la compagnia. Ha festeggiato 100 anni nel 2014, il Teatro Veneto Città di Este, e i suoi fondatori ricevettero un mandato dai grandi interpreti. Pensiamo 1914, eravamo nell'auge del grande Teatro Veneto, degli scrittori, era appena morto Gallina, Selvatico, doveva ancora svolgersi la parabola di Gino Rocca, di Enzo Duse, di Palmieri, di tanti altri autori. Tony si inserisce in questo avendo cominciato l'attività nel 1960, e ci raccontava l'aneddoto di aver assistito agli spettacoli di Gino Cavalieri al Teatro del Ridotto a Venezia. Andò con la compagnia, con il Cavalier Bacco e gli altri, e fu salutato al termine da Gino Cavalieri, e lodò subito la sua maschera inconfondibile, la sua faccia gli garantiva subito una simpatia col pubblico, era una vera maschera. I suoi personaggi non avevano bisogno di tanto trucco perché si imponeva per la simpatia. Uno degli spettacoli direi più significativi della carriera di Tony degli ultimi anni da protagonista era Virgola, nel ruolo di Memi, cioè del vero protagonista, questo Oblomov veneto indolente che vuole scrollarsi da dosso tutte le forme di responsabilità, ma la vita gliele impone e dovrà prendere delle decisioni. Un testo straordinario, uno dei capolavori di Enzo Duse, e insieme a tanti bambini uno spettacolo corale, seppure con un protagonista nella figura appunto di Memi, e svolta da Tony Borile con un'umanità che è rimasta, direi, proverbiale e indimenticabile nel suo pubblico. E se moro? Me vesto lutto al manco che avrò un abito nuovo. Tony ha attraversato perlomeno da Goldoni all'800 al 900 con una disinvoltura che lo ha fatto rendere graditissimo e pluripremiato in concorsi, in allestimenti, con cui era sempre un piacere recitare. Io l'ho fatto da compagno di scena, l'ho fatto anche da regista, e creando sempre dei personaggi meravigliosi.
poi mica sempre andare come che so, che adesso divento allegro. Ma sai che importa? E se occupa dei suoi... Corni. E appunto dei miei corni, caro mio, che mi stavo occupando. Lo so. Non è mica roba che si mangia questa. Questa è psicologia. Il Checo è stato un personaggio volutamente richiesto da Tony e che noi abbiamo allestito dopo che non solo i professionisti ma anche le compagnie amatoriali non allestivano più da decenni, per uno spessore umano di questo personaggio marginale, anche con un fondo di cinismo, di cattiveria, del provincialismo denunciato dall'autore Gino Rocca, ma conquistato con una leggerezza, con umanità, una naturalezza che tutti gli invidiavano. Io gli invidiavo la voce, questi doni naturali ovviamente non sono merito proprio, ma se messi a frutto, messi a disposizione del teatro, sono impagabili e gli siamo riconoscenti per sempre, direi. A me? Si è diventato nuovo Parungu? No. Ah, ecco. Paroni sono sempre ori. Sempre lui? Sì, ma comandomi.